From September 28th to October 1st, Lignano Sabbiadoro hosts the 10th edition of the CONI Trophy, Italy's largest under-14 sporting event. A record 4,600 athletes and coaches from every region will compete across 44 disciplines, making Friuli Venezia Giulia this year's host of youth sports. Sì, il più alto numero di partecipanti da quando esiste il Trofeo CONI, che noi guardiamo con grande interesse perché è un trofeo rivolto agli under 14, quindi a ragazze e ragazzi giovani che vogliono cimentarsi sicuramente nella competizione, una competizione positiva basata sui valori olimpici, ma anche avere una 3 giorni estremamente formativa, perché sarà un confronto fra di loro, delle vittorie, le sconfitte, tutto quello che c'è nella vita e nello sport, e di questo proprio per i ragazzi sarà capitale Lignano, che vede organizzata la gran parte delle specialità proprio nella città di Lignano stessa. It's a big party. We have the new record of the participation, 4,600 people. It's a big event with 44 events in 3 days. It's a big party for our young people, and I'm sure that Friuli Venezia Giulia will be ready, and we created a new big event that in a year particular, and I'm sure that we're happy when we finish. In this moment we are a little bit preoccupati, but for the future I'm sure that there is a new event that will remain in the memories of people that participate in this place.